Amici carissimi di Elettronica Azzurra e Meteo Brollo, buongiorno a tutti. Dunque ci aspettano circa 48-72 ore di tempo instabile, perturbato, ventoso e naturalmente anche piovoso e nevoso. Ma naturalmente in base a dove si collocherà questo minimo depressionario in quota risulteranno più o meno forti le precipitazioni. Per quanto riguarda la nostra regione i modelli non sono ancora allineati, molto probabilmente la giornata un pochino più piovosa, nevosa dovrebbe essere mercoledì, quando, specie del pomeriggio, una risalita dei fenomeni da sud-ovest dovrebbe coinvolgere limitatamente anche le nostre zone. Questo perché? Perché il minimo depressionario di circa 990-978 hectopascal nella serata di mercoledì dovrebbe mantenersi un pochino più defilato verso ovest, caratterizzando quindi soprattutto la fascia peninsulare, la fascia tirrenica e la parte appunto occidentale dell'Italia. Soprattutto saranno i giorni a seguire e quindi le regioni del sud Italia ad avere i maggiori riflessi negativi e perturbati appunto in seno al minimo stesso. Naturalmente questo minimo depressionario che si sarà isolato avrà le stesse caratteristiche tecniche di quello che abbiamo avuto a fine di ottobre, che tanto danno ha portato specie sulla montagna veneta. Staremo a vedere se sarà uguale, speriamo veramente di no. Quindi ancora una volta il Mediterraneo è una fucina di depressioni quasi cicloni che naturalmente portano con sé molta energia. Ovviamente essendo una di matrice appunto ciclonica favorirà dei venti molto forti, perché le isobare sono molto vicine una con l'altra, e naturalmente per mercoledì ci aspettiamo raffiche sul triestino di 120 orari per quanto riguarda la nostra zona, tra i 60, i 50, 60 e forse 70 km/h di raffica. Attenzione, perché avremo anche nella nottata su giovedì, circa mezzanotte tra mercoledì e giovedì, anche una puntatina di marea che per Venezia sarà sui 100 cm e per Chioggia, causa forti venti da est, anche di 10-15 cm in più. Lo stesso valore potrebbe ripresentarsi anche la mattina di giovedì, naturalmente entro i limiti del Baby Mose per il momento, quindi non azzardiamo nessuna previsione. Ovviamente quindi vi ho già detto che sarà mercoledì la giornata più perturbata, più naturalmente propizia a precipitazioni. Già nella mattinata di giovedì i cieli cominceranno a liberarsi perché il minimo comincerà a traslare verso sud. C'è qualche sito che prevede poi verso la fine della settimana ulteriori affondi più freddi, ma questa volta di natura continentale, quindi la parte est, ma ancora nulla è sicuro. Limitiamoci a questo. A domani i nuovi modelli dovrebbero darci le esatte precipitazioni e naturalmente le fasce orarie. Staremo a vedere. Ciao a tutti!